Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta passata di pomodoro Ciriola Verace 700 grammi a €1. Detersivo felce azzurra Mon Amour Fresh Blue 26 lavaggi a €3. Pasta Cellino 500 grammi a 50 centesimi. Birra Icnusa Ambra Limpida 45 cl a €1. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meritz, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo con la cronaca. 51 kg di hashish che, se messi sul mercato, avrebbero fruttato circa 220.000 euro, sono stati scoperti sotto una grande quercia nelle campagne di Barisardo. Il blitz è scattato ieri da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia sotto la direzione della direzione distrettuale antimafia di Cagliari, nell'ambito dell'operazione Termine, che all'inizio del mese aveva portato all'esecuzione di decine di arresti, al sequestro di armi da guerra oltre che stupefacenti. Ieri i militari si sono concentrati in un'attività di ricerca nelle campagne bariesi. In Ogliastra hanno trovato oltre 51 kg di hashish suddivisi in circa 100 panetti accuratamente confezionati in involucri di plastica e nascosti dentro un bidone interrato sotto una grande quercia. Lo stupefacente sottoposto a sequestro sarà oggetto di accertamenti di laboratorio per determinare la purezza e il valore complessivo che, appunto, una volta immesso sul mercato avrebbe potuto superare i 220.000 euro, considerato anche il valore al dettaglio delle singole dosi. L'operazione cosiddetta Termine ha preso il via alle prime ore di lunedì 6 ottobre nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Roma. Insomma, ha coinvolto oltre 400 carabinieri, 70 provvedimenti cautelari, 50 indagati, 9 persone arrestate e obbligo di dimora per altre 3, insomma una serie di indagini e poi che hanno portato a diversi arresti. E ora quest'altro filone che si ricollega all'Ogliastra.
collegato appunto all'operazione Termine, dove proprio ieri sono stati ritrovati oltre 50 kg di hashish nelle campagne bariesi. Andiamo avanti restando su Barisardo, ma cambiamo decisamente argomento. Il grano come simbolo di una battaglia più ampia, quella di restituire forza, valore e dignità al lavoro agricolo attraverso filiere solide, trasparenti e imprese di qualità radicate nel territorio. E questa è la rotta tracciata nel corso del convegno organizzato dal comune di Barisardo e Coldiretti Nuoro Ogliastra, dedicato alle filiere agricole, che è stato ospitato domenica al centro servizi turistici nell'ambito della manifestazione Cosa Bona e Bariesa. L'appuntamento ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, esperti e operatori del territorio. È intervenuto il sindaco di Barisardo, Iva Mameli, che ha sottolineato l'importanza di iniziative come Cosa Bona e Bariesa per promuovere le produzioni locali e rafforzare il legame tra agricoltura, comunità e turismo. I funzionari dell'agenzia Laore hanno illustrato la programmazione dedicata alle fattorie didattiche e sociali. Insomma, una serie di interventi. A dare voce alla visione di Coldiretti è stato il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra, che ha illustrato come il lavoro sindacale e progettuale dell'organizzazione stia portando alla nascita di filiere sempre più strutturate e capaci di fare squadra e creare valore condiviso. Le filiere, ha spiegato Serra, sono lo strumento strategico per equilibrare i rapporti tra agricoltori, trasformatori e distributori, spostando l'agricoltura da una logica di commodity indifferenziata a quella del prodotto distintivo. Su questo terreno che si gioca il futuro dell'agricoltura sarda: dare valore a ciò che produciamo, garantire relazioni eque e stabili e far crescere insieme tutti gli attori della filiera. Queste le parole del direttore Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra. Ci spostiamo ora a Tortolì, perché nasce un nuovo parco sotto la torre di San Gemiliano con il progetto La Torre dei Desideri, realizzato dal Comune in collaborazione con il CEOAS e cofinanziato dalla Regione. È volto al termine nei giorni scorsi con risultati importanti per la valorizzazione dell'area di San Gemiliano, la sua storica torre. Un percorso che ha coinvolto attivamente anche le scuole attraverso laboratori artistici e teatrali, giornate ecologiche, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. L'area di San Gemiliano, interessata da precedenti interventi di riqualificazione, si è arricchita di nuovi arredi urbani che ne esaltano quindi la bellezza e l'accoglienza. Sono state installate 2 panchine dal design moderno e funzionale con doppia seduta, collocate in prossimità della nuova balaustra panoramica, per offrire ai cittadini e visitatori uno spazio ideale per sostare e ammirare il suggestivo belvedere sul mare. Inoltre, fa sapere l'amministrazione comunale, sono stati posizionati cestini per la raccolta differenziata collocati nei pressi degli accessi alla torre. A breve l'area sarà ulteriormente arricchita con pannelli informativi e QR code multilingue che racconteranno la storia, curiosità, dettagli storici, rendendo l'esperienza alla torre ancora più coinvolgente. Torniamo su Tortolì perché il Rally Terra Sarda ha spento i riflettori sulla gara che ha coinvolto l'intera provincia lo scorso fine settimana, riaccendendoli su un report fatto di grandi numeri e conferme. La gara organizzata da Porto Cervo Racing con un'edizione da record che ha espresso contenuti di rispetto internazionale, garantendo al territorio una promozione a 360 gradi veicolata in oltre 100 paesi attraverso la copertura televisiva e non solo. Turismo sportivo, tradizione, colore e autenticità. Il Rally Terra Sarda è tornato in Ogliastra dopo aver coinvolto nelle sue più recenti edizioni la Gallura. Si è conformato fondamentale volano per l'economia locale, facendo registrare 1200 presenze alberghiere in 11 diverse strutture ricettive. Numeri importanti evidenziati da un report che ha distinto quelli relativi alla forza lavoro dell'organizzazione, 500 persone impegnate e oltre 1000 pasti distribuiti ai membri del solo staff organizzativo, a cui si aggiungono gli imponenti numeri del team coinvolti dal confronto: piloti, copiloti, meccanici, ingegneri e tecnici. Centrale è stato il ruolo del villaggio Rally Mirto Sardegna all'interno della struttura ospitata dal cuore di Tortolì. A prendersi la scena sono stati gli eventi a tema legati alla tradizione locale, artigianale e culinaria,
con interpreti del palcoscenico realistico internazionale come il vincitore della gara Aiden Paddon e il finlandese Emil Lindholm. Sono stati loro i grandi protagonismi del realismo internazionale a sfidarsi anche nel tradizionale cooking show tra gli eventi di un format che ha posto in primo piano la realtà artigianale sarda, elevandola come ambasciatrice dell'isola nel mondo, oltre a offrire agli spettatori un'esperienza culturale oltre che sportiva. Insomma, una manifestazione che si è chiusa con successo, a certificarlo anche i numeri da record. Adesso chiudiamo con una bellissima manifestazione, ci spostiamo a Perdas de Fogo, parliamo di Autunno di Libri, una manifestazione letteraria a costola del Festival 7 Sere, 7 Piazze, 7 Libri, la Kermesse longeva, prima si chiamava i Sabati del Messaggio, con eventi culturali che si svolgevano ogni weekend. La mente ideatrice è sempre quella del giornalista e scrittore Giacomo Mameli, direttore artistica del Festival Foghesino ormai da 15 anni. Autunno di Libri sono 6 appuntamenti che sono già partiti, il primo lo scorso lunedì 13 ottobre, ma abbiamo il piacere di avere con noi al telefono il direttore artistico Giacomo Mameli proprio per parlare di Autunno di Libri. Buongiorno Giacomo. Buongiorno a voi e grazie. Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci racconti di Autunno dei Libri, prossimi appuntamenti? Sì, allora, i prossimi appuntamenti sono venerdì questo, avremo uno scrittore medico pediatra di Sassari con origini namoiadine, si chiama Giuliano Tramaloni, il libro è Yoshua ed è un libro che scava sui tormenti psicologici dell'individuo, le incertezze di oggi, è un libro molto intrigante, è un autore che per esempio è già venuto con gli altri suoi libri e che segue quelli già fatti, come avete detto, di Mauro Pugetto con Spice e Bibiana Caulo, allevatrice. Bibiana Caulo, ricordiamo a chi ci ascolta, è da 4 mesi al vertice delle classifiche nazionali di lettura con l'allevatrice, e lo stesso succederà con Pier Giorgio Pulici, che chiuderà il 13 novembre col suo nuovo libro L'uomo dagli occhi tristi, edito da Rizzoli. Gli altri appuntamenti sono lunedì 27 con il procuratore della Repubblica di Sassari Gianni Caria, che presenta il libro Rosario va in pensione. Rosario è Rosario Livatino, il giudice assassinato dalla mafia, e il dottor Caria era sostituto procuratore della Repubblica ad Agrigento quando avviene il delitto, e racconta i drammi della mafia che tutti conosciamo, ma che è sempre bene denunciare e mettere all'attenzione dell'opinione pubblica. E mercoledì 29 ottobre invece avremo un ospite forestiero, L'isola muta di Andrea Negro, il libro è stato stampato dalle edizioni della Goccia e racconta la Sardegna di cui nessuno parla, che è anche muta, perché la Sardegna purtroppo è un'isola di festival letterari che vanno bene, però è un'isola di scarso dibattito pubblico, di scarso dibattito politico, è un'isola afona, per cui l'isola muta raccontata da un forestiero negro e lombardo, che percorre la Sardegna solo in moto, non usa la macchina, e conosce tutte le strade, conosce le nostre curve tra Gairo Sassai, Sadali e Usini. È uno che visita la Sardegna passo dopo passo e la racconta in modo insolito, contrariamente a quanto abbiamo nelle nostre guide, nelle riviste sulla Sardegna, che sono una la fotocopia dell'altra, identiche, con gli stessi luoghi, con le stesse frasi, tutti sono panorami mozzafiato, insomma è una saga, è un festival delle banalità, diciamo, molti libri che ecco, Andrea Negro invece racconta la Sardegna di dentro, la Sardegna dei paesi, dell'interno, ed è un ospite graditissimo. È una manifestazione che, come avete detto voi, è una costola di 7 sere, 7 piazze, 6 libri, perché per l'esempio c'è molta voglia di sentire i libri. Quando ogni sabato non c'è qualche cosa, veniamo alla Proloco, che è quella che organizza
tutte queste manifestazioni, la Proloco guidata da Vittorino Murgia viene un po' bersagliata: perché non fate nulla, perché non fate nulla. Sarebbe bello che si potessero fare di più le cose, però insomma, voi fate tantissimo e delle bellissime manifestazioni. La rassegna autunnale chiude, come anticipato prima, il 13 dicembre con Pulici, con l'uomo dagli occhi tristi. Con Pier Giorgio Pulici, sì, con Pier Giorgio Pulici, e anche Pier Giorgio Pulici, come Bibbiana Cau, è sempre ai vertici delle classifiche nazionali, delle classifiche della lettura che vengono riportate. In Francia va benissimo, oltretutto. Certo, va molto bene. Giacomo, non posso non chiederti del tuo ritorno in libreria, attesissimo, con Pedrito, La Mette a Caracas, Fiori a Orgosolo, che sta iniziando a presentare. Raccontaci di Pedrito. Pedrito è un calzolaio di Perdasevou, Sabatteri, che finisce in Venezuela, dove diventa Zapatero. Sì. E negli anni del colpo di stato fra Carlos Pérez Jiménez e Betancourt. Lui lavora perché viene chiamato da un imprenditore siciliano che si chiamava Mormino, che aveva un laboratorio anche a Cagliari. Vede come Pietro De Montis, Pedrito, lavora bene e lo porta in Venezuela. Quando arriva in Venezuela, Pedrito diventa amico di altri calzolai, insomma si integra in una società dove bisognava però stare zitto, perché c'erano le dittature militari militari che erano molto atroci e feroci. Pensiamo a cosa succede oggi con Alberto Trentini in Venezuela, di cui nulla si sa da quasi un anno. Perché il sottotitolo La Mette a Caracas? Perché gli oppositori del regime venezuelano ammazzavano la gente con una lametta con la quale recidevano la giugulare, oltre a tante altre violenze sia sulle donne sia sugli uomini, che anche sui bambini. Venivano arrestati e picchiati con nervo di bue i bambini figli degli oppositori del regime. E io racconto che cos'era il Venezuela di quel periodo, utilizzando Pedrito, che fa da filo narrante con altre cose. In Pedrito c'è per esempio il capitolo del sequestro dell'ingegner Davide Capra, che avviene nel 1953. Capra costruiva la strada statale tra Orosei ed Orgali, viene rapito da dei banditi, muore in un conflitto a fuoco assieme al bandito che lo custodiva, Emiliano Succu di Orgosolo. Perché Fiori ad Orgosolo? Perché contrariamente a quanto succede, è sempre successo ad Orgosolo, ricordiamo gli anni della disamistade, i delitti, le faide. Orgosolo ha una vita da cronaca nera terribilmente intensa, però il sequestro dell'ingegner Capra non lo riconoscono, dicevano Ustano e Stosa Nostra, questa non è roba fatta da noi. E da chi era fatta? Punto interrogativo. È vero che Capra dava fastidio ad altri imprenditori sardi e nazionali, sardi che dovevano partecipare all'appalto della nuova 131, la Carlo Felice, e nazionali quelli che pensavano di costruire e che poi hanno costruito l'autostrada del Sole. Ci sono tanti misteri, però gli orgolesi nel punto del conflitto a fuoco mettono dei fiori. La vedova dell'ingegner Capra va ad Orgosolo ad abbracciare la mamma di Emiliano Succu, bandito di 22 anni, che avrebbe dovuto lavorare nella penisola, ma si era fermato lì perché doveva ultimare una commissione. E chi era il committente? Non si sa. Io cito i nomi degli avvocati dell'Atene sardo di quel periodo, che erano Luigi Oggiano, Pietro Mastino, Bonario Pinna, un sociologo avvocato di Sassari, Giuseppe Melisbasso, che si collegano all'inchiesta di Franco Cagnetta, il quale sosteneva che molta delinquenza delle zone interne era telecomandata dalle classi dirigenti, da alcune classi dirigenti naturalmente. Ovviamente non ci sono nomi. Ecco, io racconto questa storia. Ovviamente c'è di mezzo Perdasevou, ci sono di mezzo le storie dell'Uruguay, perché
ci sono di mezzo gli altri immigrati italiani, perché il Venezuela era una miniera d'oro per il petrolio che faceva molto gol soprattutto agli americani e fa gol anche adesso, perché adesso Trump, dopo aver fatto le sue sparate, vuole anche invadere il Venezuela o sottometterlo, perché c'è il petrolio e c'è la ricchezza. E in questo periodo c'è una frase terribile: non si può parlare, non c'è libertà di stampa, arrestano, ammazzano giornalisti, ammazzano anche i figli dei giornalisti. E c'era un detto: boca cosida, vita garantizata. Bisognava stare zitti per poter restare in vita. Bocca chiusa, vita garantita. Tra la Sardegna e il Nord America racconta questo dramma delle democrazie moderne che sono molto in discussione, che sono molto sotto attacco, Italia compresa, dove la libertà, ricordiamoci che la Vantiera ha scioperato il Sole 24 ore perché la Presidente del Consiglio si voleva fare intervistare da una giornalista esterna, per cui queste cose avvengono a piccole dosi, bisogna stare attenti che le dosi non esplodano e dobbiamo vigilare tutti, dal primo all'ultimo cittadino. La democrazia e la libertà di stampa non sono un dato acquisito per sempre, bisogna difenderle tutti i giorni. I comitati di redazione dovrebbero essere più attivi in tutti i giornali. Giacomo, io non vedo l'ora di leggere Pedrito, ti chiedo un'ultima cosa. Il tuo tour prosegue, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Hai qualche data prevista anche in Ogliastra? Perché vorrei venire in Ogliastra. Sì, ho una data all'Anusei, non mi ricordo quando, mi sembra il 7 novembre, poi ho Liena, per l'appuntamento più importante è quello che avrò il 5 dicembre a Roma alla Biblioteca della Memoria e della Storia, che è la biblioteca numero 1 del Comune di Roma. A presentare il libro sarà Gianni Cooperlo, poi lo presenterò a Torino, a Pesaro, Bologna, Milano e Urbino. Per adesso non ricordo altre, ovviamente con tante tappe, con tante altre tappe sarde. Un grande tour. Bene Giacomo, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi che ci ha ascoltato. Arrivederci. Grazie, a presto. Ecco, abbiamo appena concluso la nostra chiacchierata con Giacomo Mameli, giornalista e scrittore in libreria con Pedrito Lamette a Caracas. Fiore Argosolo ci ha raccontato insomma di questo il suo ultimo libro che commuove e riflette il racconto di un grande cronista fra una saga familiare e storie di immigrazione in un mondo che non ha più frontiere. Poi ci ha raccontato anche di Autunno di Libri, quest'altra bellissima manifestazione letteraria. Noi chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.